Un dramma di morte senza fine dopo l'ultimo tragico naufragio in Calabria, dove sono stati recuperati corpi anche di bambini. Il veneziano Beppe Caccia, portavoce dell'organizzazione non governativa Mediterranean Saving Humans e della nave umanitaria Mare Jonio, fornisce dei numeri che fanno riflettere. Dall'inizio di quest'anno la situazione umanitaria nel Mediterraneo centrale continua ad essere drammatica. Più di 750 persone hanno perso la vita dal 1° gennaio, secondo i dati ufficiali delle Nazioni Unite, ma di sicuro sono molte di più, perché tanti sono stati purtroppo i naufragi fantasma, ovvero quelle tragedie di cui neppure si riesce ad avere notizia. Quanto successo in Calabria poche ore fa aveva già avuto molti altri tragici presagi. Per esempio, racconta. Soltanto grazie all'attività di osservazione aerea dei velivoli civili come Seabird e all'intervento delle navi umanitarie come la Ocean Viking e la Geo Barents in particolare, che hanno individuato e raccolto al largo delle coste della Libia i corpi di 12 persone in avanzato stato di decomposizione e li hanno sbarcati nei giorni scorsi in Italia nella speranza di dare loro una degna sepoltura.